Amici di Udinese TV, buonasera da Max Fontanini, benvenuti al Palasport di Grado, dove fra pochissimi istanti verrà alzata la palla 2 della finalina del Grado Basket 2016, la sfida a Piugis e Udine contro Alma. Pallacanestro Trieste 2004, assieme a noi Gian Bosio. Ciao Gian. Buonasera Max, che dire, l'estate non è ancora finita, è già tempo di derby. Come ho letto sui media quest'oggi, sui quotidiani locali, doveva essere così, era il destino di questa partita. Che dire, si entra subito in clima precampionato così. Il derby Udine-Trieste manca per l'esattezza da 18 aprile 2004, quando Udine vinse al Carnera per 83-64, poi per 12 lunghi anni le due massime società cittadine di Trieste e di Udine non si sono incontrate fino al 3 settembre 2016. È un torneo estivo, non è un appuntamento ufficiale vero e proprio, come se fosse una partita di campionato. Il primo derby in campionato si giocherà al Pala Urbini il prossimo 4 dicembre, però Gian, è sempre un derby e ognuno vuole fare bella figura. Derby non è mai un amichevole, inutile raccontarcela, né in campetto né in spiaggia né a bocce. Questa è una partita che va vinta per dare assolutamente entusiasmo e avvicinarci in modo giusto all'inizio del campionato. Quintetto in campo per Udine: Laser, Delegal, Ferrari, Castelli, Cuccarolo. Per Trieste invece Bossi, Green, Parks, Daros e Simioni. Già ci sono delle differenze rispetto alle semifinali, soprattutto per quanto riguarda Udine, perché se Trieste adotta un quintetto alto con Parks da 3, Udine adotta un quintetto alto anch'essa con Delegal da 2 e Ferrari da 3. Intanto Cuccarolo sbaglia semigancio destro, il tap out sulla linea di fondo di Castelli, la palla esce, rimessa a Trieste. Sì, molto fisica Trieste con Parks da 3, ma questo è uno dei progetti dello staff tecnico di Eugenio Dalmasson e Matteo Praticò. Sotto canestro c'è il giovane scuola Reyers, Silmioni. Qua secondo me Cuccarolo ha fatto un errore, doveva un attimino cercare di avvicinarsi al canestro perché ha i centimetri di fisicità. Tanto Parks. Green con la schiacciata che vale il primo canestro della partita. C'è un problema al canestro perché dopo la schiacciata di Green la struttura si è spostata e quindi adesso ci sarà una pausa. Sì, ho detto Parks, invece era Green. I due anche sono abbastanza simili come connotati, sicuramente sono simili come potenza nelle gambe. Abbiamo visto qua il backdoor fatto da Green e la resta un tempo con tanto di schiacciata con punto esclamativo che costringe un attimino gli addetti ai lavori a sistemare il canestro. Interessante questa coppia di esterni. A questo punto mettiamo Parks come esterni di Trieste, no Max? Sì, questo particolare lo avevamo analizzato già ieri con Sandro Asta. Dalmasson vuole cercare di dare qualche minuto da numero 3, no, a Parks, o comunque di giostrare con i due americani negli spot di guardia e alla piccola per elevare la fisicità sugli esterni. Sì, è un quintetto strano, però interessante questo di Trieste, con Daros da 4 e il giovanissimo Simioni da 5. Avere due esterni così, secondo me, ti dà una dimensione molto atletica e soprattutto dimensione di squadra da corsa, no? Infatti Trieste, secondo me, quest'anno giocherà molto in contropiede, in transizione offensiva. Tutto da studiare il giovane Simioni, che secondo me sta occupando lo spot di Pipitone. Vediamo com'è. Ce lo descriverò come un giocatore di grande talento, però un po' acerbo ancora sotto il punto di vista fisico e di scaltrezza. Si sa, i lunghi maturano sempre più tardi. Il canestro viene messo a posto, canestro che era stato spostato già ieri, ma in pochi se ne erano accorti nel momento in cui Higgins, il lungo della Reyer Venezia, aveva schiacciato nel primo quarto, periodo nel quale Higgins aveva affondato le minimane per almeno 5 volte.
Possesso per Udine, Laser in quintetto al posto di Vittorio Nobile rispetto alla semifinale contro Agrigento. Delega sulla linea di fondo, Shaker abbatte Da Ros, fa saltare il difensore, alza la parabola, non va, la bozza rimane sul primo ferro. Da Ros mette la palla per terra cercandola di portare in attacco, poi rinfornisce Bossi, gioco in movimento, quello offensivo per l'Alma, in punta Parks, poi Simioni, mezzo consegnato per Green che ritaglia verso canestro, perde la maniglia, recupera per Cuccarolo, è un 3 contro 3 dall'allenamento per Udine. Dergal però perde l'atto, mi si accoppia subito contro di lui, molto bene Parks, ancora Dergal su un quarto di campo, perde la maniglia, Bossi lancia d'altra parte in contropiede Green e sono 2 schiacciate e 4 punti per l'Alma. Green è bello vispo, innanzitutto si muove molto, anche prima ha provato a fare un backdoor che stava per essere letale, ha pasticciato un po' Delega, lo vedo un po' in confusione in questi primi minuti. Green con un mezzo anticipo, la palla esce in prossimità della tre quarti campo offensiva della PUGSA che è una rimessa a disposizione con 12 secondi sui 24. Laser, piccolo lato parato da Cuccarola da 3 punti, non va a rimbalzo, svita la lampada a Gino, Delegal perde l'attimo per la tripla, poi va con l'iniziativa personale, tiene il contatto, va fino in fondo, è sfortunato, sbaglia la conclusione, non ritrova il controllo del pallone, l'ultimo tocco è suo, rimessa Alma. Qua sfortunato però mi ha sorpreso perché è andato dentro facilmente contro Parks che ha signore gambe per tenerlo, è stato dentro proprio con la facilità come il coltello entra nel burro, no? Un po' sfortunato già in 2 o 3 conclusioni. Delegal che in semifinale era partito molto ma molto bene con una schiacciata quasi nel traffico dopo una finta di tripla, partenza incrociata da posizione centrale, poi è andato dritto per dritto affondando la schiacciata a una mano, molto spettacolare. Per adesso né lui né i suoi compagni sono riusciti a rompere il ghiaccio per la formazione friulana. Parks perde la maniglia, poi la ritrova, 8 secondi su 24 per l'Alma, taglia dietro la seconda linea Simioni, commette fallo Castelli, 2 tiri liberi in arrivo per il giocatore arrivato in estate dal settore giovanile della Reyer Venezia. Si muovono bene, molto un sistema di gioco in cui tutti i giocatori sono in costante movimento. Qua però Castelli è un po' polastro a farsi fregare dal giovane Simioni in backdoor, no? Però cercano sempre questa soluzione, non so se hai notato, 5 punti, ok, uno viene adesso dai tiri liberi, ovviamente anche 2 perché Simioni ha la mano molto educata, 2 su 2 infatti, vengono tutti da queste situazioni di gioco, ovvero da un backdoor. Castelli per Cuccarolo, semigancio destro no, lo scarico per Castelli che ha spazio, entra nel cuore dell'area, poi apre per Tyler, Amos Laser, sono 3 punti. Bravissimo a muoversi Laser, dettare il tempo di passaggio, bravo anche Castelli a pescare, non farsi ingolosire del tiro, ma tutto nasce da un ottimo controllo del colpo di Cuccarolo in post basso. Bossi gioca 2 con Simioni che guarda il ferro, spara la tripla e la manda a bersaglio. Sono 4 punti personali per Simioni, 4 anche per Green, il tabellone però dice 9 punti per Trieste e non 8. Laser intanto commette fallo di sfondamento contro lo stesso Simioni, con giocatori completamente diverso rispetto a ieri, rispetto alla semifinale, rimessa per Trieste. Sì, sicuramente dominante questi primi minuti Simioni. L'errore mio sono 5 punti per Simioni. Sì, infatti stavo a 2 tiri liberi e la tripla, no? Quindi punteggio assolutamente giusto. Trieste sembra anche un attimino avanti a livello fisico. Sicuramente prova a dire una cosa, Max, pesa, sembra di no, però pesa sicuramente i supplementari di ieri, 5 minuti in più contro una squadra come Agrigento pesano nel giro di 24 ore. Sì, volevo dirlo non tanto per difendere la formazione friulana quanto per dire che l'Alma ieri non era così fresca, per così dire. Il supplementare disputato da Udine contro Agrigento ha fatto sì che la partita terminasse intorno alle 23:45, poi tra una cena, una cosa e l'altra, i giocatori bianconeri sono andati a dormire alle 3 di questa mattina. Sì, c'è l'adrenalina anche che ti scorre nelle vene, anche se è un torneo estivo. Sicuramente Trieste ha qualcosa in più in questo istante, a livello anche fisico, però ti ripeto, mi stuzzica molto per loro
questa coppia Parks-Green, Attacco per Udine, esce dai blocchi Telegram che non riceve, lo manda via Lese, 6 di blocchi per liberare Ferrari che mette la palla per terra, va in penetrazione, elude l'intervento difensivo, la stoppata di Parks e per Ferro sono 2. Il punteggio Trieste 11, Udine 5 quando mancano 6 minuti e 4 secondi alla fine del primo quarto. Aiuto il recupero di Cuccarollo, si ritorna verso Bossi che ha spazio dai 7 metri, la mette anche lui. E la mette con una facilità assolutamente esigua. Non ho curiosità sulla panchina di Trieste, in questo istante sta dettando i tempi Matteo Praticò, che salutiamo, con Dai Masson in silenzio che studia la squadra. In difesa stiamo soffrendo, poco da fare. Occhio. Sbaglia la schiacciata Parks, 2 contro 1 a metà campo, il fallo di Darosso non chiamato dagli arbitri nonostante si fosse accusato del fallo il giocatore triestino, poi spende la penalità Simioni e delega Andrea con 2 tiri liberi. Gli arbitri, non l'abbiamo detto, sono Merigogna e Spessot. Cambio per Udine, entra Ricky Truccolo al posto di Michi Ferrari. Sì, questo ci dà un po' più di pericolosità, anzi molta più pericolosità dall'arco di 3 punti, come nella situazione precedente, perché Delega aveva lo scarico per Ferrari, l'ha visto, non si è esitato da quel passaggio perché Ferro ha miliardi di qualità ma non tanto il tiro da 3 punti, quindi si è messo in proprio. Secondo me proprio ha voluto aumentare la pericolosità negli esterni coach Lardo, che è partito anche con Castelli e Ferrari insieme per invece contrastare la fisicità tanto detta di Trieste in questo primo quarto. Per Delega sono 2 gli errori a cronometro fermo. Attacco per l'Alma con Delega da montare un po' di pressione addosso a Bossi. Laser si perde un giro da Rosso, non riesce a rifornire Parks, viene rifornito Green dall'angolo che da 3 punti segna anche lui. Non ha ancora sbagliato una conclusione, usiamo un eufemismo, la formazione triestina. Da 3 non ha sbagliato una e anche tutti buoni tiri assolutamente. Ti dico, mi sembrano anche sotto il punto di vista fisico leggermente avanti a noi. Cuccarolo ci fa scippare il pallone da Green che va dall'altra parte, alza l'alley-oop per nessuno, l'errore. Il pallone viene recuperato da Delega, al 5 contro 3 per Udine, Delega a fine fondo contro da Rosso, viene stoppato, poi c'è l'infrazione di passi per gli arbitri, non è fallo, rimessa per l'Alma. Time out richiesto da coach Lardo, Udine sotto 5-17 quando mancano 4 minuti e 37 secondi alla fine del primo quarto. Sì, anche perché in teoria sarebbero 21, perché Trieste ha 2 contropiedi, li ha gettati alle ortiche con un simil mulinello di Parks e con questo errore da pochi centimetri di Green, o viceversa, li sto confondendo molto, chiedo bene agli amici da casa. Non benissimo noi, però sì, ti dico, ci sono anche, bisogna dire anche questa cosa Max, ci sono anche delle preparazioni atletiche diverse delle squadre in base anche agli obiettivi stagionali. C'è chi magari fa tanti carichi all'inizio per essere in forma più tardi, chi invece viceversa vuole fare punti subito. Loro mi sembrano più in palla, sono molto veloci anche di mano, infatti abbiamo perso parecchi palloni nella prima linea offensiva cercando di battere in palleggio i loro esterni, almeno 4 palle perse così recuperate dalla coppia americana Triestina, e in attacco tanta fatica perché 5 punti sono frutti di una tripla di Laser e di una magata di Ferrari in penetrazione contro proprio Parks. Ci manca qualcosetta un po' sotto il punto di vista anche dell'organizzazione offensiva, cioè stiamo diventando squadra in questo istante. Sì, mi dispiace che tu non sia riuscito a vedere le partite di venerdì, ovvero le semifinali, per anche capire e notare le differenze a livello fisico tra una partita e l'altra, ovvero Udine ha disputato contro Agrigento una sfida di pari categoria, mentre Trieste ha disputato contro Venezia una contesa tra squadre, una di Serie A, quella Orogranata, e una di A2 come quella Giuliana. Fatto sta che in questa fase della stagione anche le 4-5 ore di riposo in più potrebbero servire tantissimo, oltre al fatto che Trieste ha perso di 26 contro Venezia, quindi come tale la partita non sia stata equilibrata e non sia stata combattuta, no? Come quella di Udine contro Agrigento che si è risolta all'overtime.
Cuccarolo per Leiser, su linea di fondo si protegge con il ferro e in reverse. L'ex giocatore del Kelava appoggia il quinto punto personale. Pronto Prandin sul cubo dei cambi dell'Alma. Il taglio di Parks che però non viene imbeccato bene dal suo compagno di squadra. Recupero per Udine in punta Truccolo. Si spazza e riceve Castelli, il fallo di Darros contro Caste per Trieste, il quarto fallo di squadra, quindi rimessa per Udine. Dentro Prandin per l'Alma al posto di Bossi, per cui Prandin agirà da playmaker, poi entrerà anche Baldasso in teoria al posto di Parks o di Green. Time out intanto di Dalmasson. Vediamo, perché potrebbe uscire anche da Ross, che ha 2 falli. Tra parentesi, questo fallo anche un po' ingenuo per un giocatore con la sua esperienza, cercare il pallone dopo che l'uomo ti ha ricciolato. 99% delle volte questo è fallo. Infatti secondo me Dalmasson toglierà proprio da Ross, che ha avuto questo time out per mettere a posto il quintetto con l'ingresso di Baldasso e Prandin. Un buon attacco nell'azione precedente, bravissimo Gino, è anche velocissimo nonostante la stazza a ricevere il pallone alto e abbassarlo e passarlo in velocità supersonica a Laser, che si muove molto. È molto bravo Laser a muoversi e a dettare i tempi di passaggio. Un po' più di pressione difensiva e subito è andata una palla persa per l'attacco tristino. Invece Max è in una vecchia volpe, poco da fare delle telecronache. La Rossi in campo, Trieste quindi in quintetto con Prandin, i 2 americani da Ross e Simioni, che è un quintetto veramente molto molto fisico, con Prandin da playmaker però perdi qualcosa in fase di regia. Castelli a spazio da 3 punti, va Ricchi Castelli. Udine scende sotto i 10 punti di svantaggio, adesso ce ne sono 7 da recuperare per i friulani quando mancano 3 minuti e 20 secondi alla fine del primo quarto. Simeoni in palleggio, ribalta lato per Parks che viene un po' battezzato, lo show difensivo di Cuccarolo, magata di Parks che poi apre per Darros, scadono i 24 secondi, rimessa per Udine. Parks voleva mettere il ritmo da Ross, però sulla direttrice del passaggio c'era Green e lì Trieste ha perso l'attimo. Cambio per Udine, dentro Nobile, fuori Laser. Green è costantemente tarantolato, si muove in ogni istante e questo suo movimento questa volta non è stato corretto, appunto oscurato da Ross che era il destinatario del pallone. Palla recuperata per Udine che ha un attacco buono per avvicinarsi nel punteggio. Delega ancora per Castelli da 3 punti, non va, tabellata. Rimbalzo per Trieste, Parks dall'altra parte in palleggio, poi in punta arriva Prandin, palla un po' statica per i Giuliani, mentre pronto Peccile sul cubo dei cambi per l'Alma, poi c'è un fallo contro Green che annuletta per 2 tiri liberi. Per Udine rientrerà Ferrari assieme a Pinton. Escono Castelli, i 2 sono intercambiabili ed esce Delegal, quintetto nostrano questo istante, quintetto visto anche parecchie volte la passata stagione con però Cuccarolo quest'anno. 17-10 il punteggio qua. Amici da casa, l'azione precedente potete avvolgere il nastro e riguardarla, encomiabile la difesa di Ricchi Truccolo su Daros, e ci ricolleghiamo a quanto detto a Gemona. Ricchi sarà il nostro agente segreto difensivo quest'anno, no? Questo è poco ma sicuro. Intanto ottavo punto personale per Green, che è il miglior marcatore della partita. Truccolo per Ferrari, ancora il consegnato per Truc con quarto di campo a sua disposizione, poi lo scarico per Cuccarolo, altro scarico per Ferrari, Pinton extra press per Truc che perde l'attimo, non riesce a sparare la tripla, 4 secondi su 24, Nobile fa saltare Green, palleggia il tiro, non va, sale al piano superiore Parks che apre subito verso Prandin. 2 minuti 3 secondi alla fine del primo quarto, entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus. Prandin sta per deragliare, tutto regolare per gli arbitri, viene aperto il pallone verso Parks, c'è il fallo di Truccolo.
secondo l'arbitro Spessot. Io pensavo che gli avesse fischiato tecnico. Se non gli fischi tecnico per simulazione devi lasciare andare. Assolutamente. Che categoria arbitra Spessot, Max? No, non chiedo. B. Penso non sia abituato allora ad arbitrare squadre di Serie A con una fisicità diversa, senza cattiveria, nulla contro Spessot qua, però io condivido la tua tesi, o è tecnico per flopping, o sì, anche se me si è tuffato, quindi o è flopping o è fallo antisportivo, scusate, o è tecnico o è sfondamento, cioè qua non si può sbagliare. Una cosa sulla nostra difesa su Vito, in questo momento Trieste è in campo un playmaker assolutamente non puro, bisogna marcarlo faccia a faccia dalla rimessa sotto canestro. Nobile interrompe il palleggio, non c'è una linea di passaggio verso Zacchetti. Pinton ora trova Joel che forteggia il canestro contro Pipitone, mezza idea di consegnato, poi il palleggio Restetti errato da Joel. Green apre per Pecile in prossimità della linea di metà campo, 1 minuto 23 secondi alla fine del primo quarto, più 10 per l'Alma che avanti 20-10. Poi c'è un fallo lontano dalla palla di Parks che ha portato un blocco in movimento. Adesso entra Lorenzo Baldasso per l'Alma al posto di Green. Secondo fallo anche per Parks, rimessa per Udine. Curiosità del sottoscritto nell'ammirare Pipitone e Baldasso, giocatori che abbiamo visto alle finali tante volte under 19 giocate a Udine, soprattutto Pipitone, un giocatore che mi è sempre piaciuto molto. Vediamo se è un po' migliorato. Qua c'era fallo clamoroso su Ricchi. Serie di blocchi per liberare Pinton che fronteggia il ferro contro Pecile. Mauro non mette la palla per terra, vuole cavalcare Joel Zacchetti in post basso contro Pipitone. 4 secondi su 24. Joel subisce un fallo clamoroso non visto dagli arbitri, l'errore di Joel, poi rimbalzo. Se le danno di santa ragione sia Prandin che Nobile. Cambio per Trieste, esce Green ed entra Coronica. Eccolo qua, il principetto di Trieste, giocatore che dà minuti di entusiasmo e di quantità. Vediamo, è uno che in difesa si dà sempre molto da fare. 45 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Pinton per Ferrari che subisce il fallo di Baldasso e farà andare Lunetta per 2 tiri liberi. Adesso da 90 secondi a questa parte il livello dei contatti si è alzato e si è entrato in clima derby. Sì, anche secondo me perché stanno iniziare a mancare le gambe clamorosamente e anche un po' d'ossigeno, quindi si cala la mannaia in queste situazioni, no? Dove non arriva la testa e le gambe, arrivano le mani, no? Come ho detto, sono squadre di preparazione atletiche. Tanto Ferro della Lunetta, un po' di fortuna entra. Terzo punto per Micchi Ferrari, primo canestro a cronometro fermo per la formazione bianconera. Ferrari ancora sbaglia in and out, invasione di chi? Di Truccolo, chi si accusa della fattispecie. Discrepanza ampia tra i due cronometri, ci sono 16 secondi di differenza tra il cronometro del primo quarto e il cronometro dei 24 per l'Arma che è in attacco. Il fallo di Ferrari non serviva perché Udine ha già inserito il bonus, quindi Coronica andrà Lunetta per 2 tiri liberi. No, ma è evidente, adesso si sta calando la mannaia a un'azione. Interessante questo gioco di Trieste, che parte con quella specie di blocco cieco fuori dalla lunetta, che è eloquente, che è un gioco studiato per i due americani per alzare il pallone e far esplodere il palo Trieste. Siamo esattamente sotto di 11 lunghezze, Max. Pinton consegnato da Ferrari, poi il palleggio Restetti non ha un allontanamento sfortunato. Nobile ci mette la mano ma non riesce a recuperare il rimbalzo in attacco. 10 secondi alla fine del primo periodo, possesso per l'Arma, 6 secondi alla fine. Pecile congela il pallone contro Pinton, esce dei blocchi Baldasso che perde l'attimo pure lui, poi in allontanamento a palleggio Restetti non va, è un in and out e finisce qui il primo quarto di gioco. Trieste è avanti 22-11. Sì, in difesa dopo un inizio non buono abbiamo iniziato a tenere la verve dei triestini, in attacco non benissimo, parto anche dall'ultima conclusione che si è preso Pinton, era già in campo con 3 minuti abbondanti. Pinton, uno quando entra in attacco, soprattutto in Serie A, uno specialista
deve avere il pallone tra le mani. E qua infatti si è preso una forzatura per mettersi in ritmo, no? Ci sta mancando un po' di freschezza in fase offensiva, ma Max, questo lo sapevamo, siamo in preparazione, si è giocato ieri, adesso vedremo se ci sarà un tentativo di rientrare in partita in questo secondo quarto che arriverà sicuramente, scusate l'iterazione, vedremo in campo qualche minuto Diop che sta facendo molto bene, molto vivo anche ieri sera se non erro, almeno così mi ha scritto qualche tifoso presente in palazzetto qui a Grado, infatti lo vedo forse già pronto ad entrare in campo. Trieste, che impressione ti ha fatto, Max? È una squadra completamente diversa da quella vista ieri, come se Trieste, tra virgolette, lo stiamo dicendo, avesse battezzato la sfida contro Venezia ed è scesa in campo col desiderio di dimostrare che l'Alma vera è quella di oggi e non quella di ieri. Sì, l'avversario era leggermente difficoltoso da affrontare, Rai e Venezia, reduce dalla semifinale del scudetto della passata stagione, una squadra che anche ha arricchito notevolmente il proprio roster. Noi siamo in campo con 9 Nobile, 14 Ferrari, 8 Truccolo, 13 Pinton, 7 Zacchetti, mentre Trieste risponde con 7 Prandin, 4 Coronica, 11 Baldasso, 16 Pipitone, 10 Pecile. Tabellina aggiornati per Trieste, Coronica 2, Bossi 3, Green 8, Parks 4, Simioni 5, per la Piugess invece Castelli 3, Laser 5 e Ferrari 3. Possesso per l'Alma, Pecile, piedi rivolti subito verso il canestro, solo Cotone per lui. E questo lo segnerà anche a 60 anni Pecile, uno dei suoi canestri tipici, bravo a trovare il pertugio. Ferrari infrazione di passi, sì, vista dall'arbitro Spessotto in fase di ricezione, quindi rimessa per l'Alma con 9 minuti e 39 secondi sul cronometro alla fine del primo tempo. Truccolo smanaccia poi dal mano di Baldasso, poi Ricchi va per le terre, cerca di far perdere l'attimo a Baldasso, sono 8 secondi, infrazione di 8 secondi per il superamento delle linee di metà campo. Eccola lì, la difesa, la voglia, l'intensità e il desiderio di rappresentare Udine per Ricchi Truccolo. Sì, mi ha emozionato questa giocata difensiva. Regola da pallacanestro, secondo me è fondamentale, quando non c'è un playmaker di ruolo in campo bisogna aggredirlo a tutto campo, faccia a faccia, bisogna soffiarli addosso, fargli sentire la tua verba, la tua carica agonistica e fargli prendere paura. Ricchi è un mastino, quello ha dimostrato anche col tuffo. Il 3 settembre, non tutti i giocatori lo fanno questo, tanto di cappello per Ricchi, ma lo stiamo dicendo da quanto? Da un mese. Ricchi sarà il giocatore con queste giocate di entusiasmo, ci faranno tanto bene quest'inverno. Attacco per Udine, in punta Zacchetti, non ribalta al lato, poi trova Vittorio Nobile che perde la maniglia a causa del pallone Saponetta, rimessa per l'Alma. C'è un po' di difficoltà per la PUGSA nella... Intanto vediamo un attimo Coronica dare dall'altra parte in attacco, nell'esecuzione volevo dire, Gian. Sì, per usare un eufemismo, c'è parecchie difficoltà secondo me in attacco a trovare la via di canestro, ma anche buoni tiri, perché stiamo tirando ma parecchie forzature. Non riusciamo a prenderci un tiro pulito. Baldasso calpesta la linea laterale nel tentativo di mantenere vivo il possesso dopo il tap out di Pipitone, ma non ci riesce, quindi a riciclare una nuova chance offensiva per l'Alma. Rimessa per Udine. Nobile in palleggio, poi interrompe, Pintona spazio da 3 punti, non va, Zacchetti svita la lampada in attacco, tiene il pallone alto sopra la testa e converte il meno 11. Due cose belle, qui finalmente Pintona è stato servito a dovere con i tempi giusti, ha sparato un buonissimo tiro, quando c'è un buon tiro c'è anche un buon rimbalzo. Joel non deve fare il tiro perché Joel ha la classe per sovrastare Pipitone.
Baldasso attacca dal palleggio Zacchetti, va per terra e Truccolo, tutto regolare per gli arbitri. Baldasso alza la parabola, poi lottano Zacchetti e Pipitone nel tentativo di recuperare il rimbalzo e possesso per Udine, mentre sono pronti da una parte Laser, dall'altra da Ross e Green a rientrare sul parquet. Zacchetti in post basso, fronteggia il canestro contro Pipitone, poi incola Ferrari, piede per roba e saldo per terra. Truccolo non interrompe il palleggio, ribalta l'atto completamente per Zacchetti che si prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo è di Coronica. Il problema è che Gel non doveva trovarsi in quella situazione. Poi dall'altra parte contropiede Triestino, finalizzato da Pipitone. Joel ha tirato, si è scalaventato il rimbalzo, ha avuto qualche difficoltà a rientrare in posizione difensiva. Pipitone, che ha parecchi anni meno di lui, è stato un fulmine, è stato bravissimo, ha pensato la Bimane del più 13. Truc da 3 punti non va, tocca il pallone Prandin, rimbalzo preso del tutto da Pipitone, possesso per l'Alma che è avanti 26-13 quando mancano 7 minuti e 16 secondi alla fine del primo tempo. Pecile si vede scippare il pallone da Truccolo, però è fallo per arbitro Almerigogna, rimessa per Trieste. 3 cambi per noi, 2 per Trieste, escono quindi metà dei giocatori in campo, escono Ricchi, Truccolo, Nobile, Ferrari, rientrano Delega, Laser e Castelli. Per Trieste escono Coronica e Baldasso, rientrano Daros e Green, il 13, sì, me ne confondo costantemente. Max, per una cosa, io starò invecchiando ma sopporto mai volentieri la palla accompagnata, cioè ormai veramente palleggiano tutti in una maniera scandalosa. Ma non viene più fischiata l'infrazione come una volta. Pecile sbaglia primo ferro, rimbalzo, recupera il pallone Pipitone ravanando nella spazzatura, poi apre per Green. Pecile 9 secondi sui 24, cerca di battere Laser, ci riesce, perde la maniglia, forse a causa di un fallo, poi riesce a mantenere vivo il possesso. Daros deve accelerare l'operazione, si schianta contro Ferrari e scadono i 24 secondi. Si vede che siamo nel bel mezzo della preparazione precampionato. Eh sì, adesso un po' vivrà il parroco. Io voglio abbastanza bene a Pecile, però 36 anni non può penetrare così tranquillamente nel centro dell'area, no? Si è vista la differenza ieri contro Venezia. Pec non è mai riuscito a fare quello che fa di solito. Castelli contro lo stesso Pecile, ribattelato per Pinto, il passaggio illuminante che Mauro però non completa con la tripla segnata. Castelli apre per Prandin, 1 contro 3 di Bob che aspetta l'arrivo dei rinforzi. Green a spazio che trova Daros che fa saltare i difensori e insacca il più 15. Nell'azione precedente hai visto proprio che sono mancate le gambe a Castelli. Il rimbalzo offensivo ci ha pensato un secondo, il tap-in non ce l'ha fatta, poi gli sono mancate le gambe, ha aperto il pallone per Prandin. Tutto facile per Trieste. Cancella la richiesta di timeout coach Lardo perché Castelli ha uccellato in palleggio il difensore. Cambio per Trieste, esce Pecile, entra Bossi dall'altra parte, esce Delegal ed entra Diop. 5 minuti 45 secondi alla fine del primo tempo. Udine 13, Trieste 28. Laser shakera contro Pipitone, si schianta però Bossi lancia subito dall'altra parte Prandin, 2 contro 1, quasi la stoppata di Diop perché Prandin trova il fondo del secchiello ed è più 17, sì, più 17 per Trieste, 30-13. Che non si arrabbi nessuno, però se andiamo avanti così ne prendiamo 30 questa sera, perché in attacco non stiamo giocando bene, stiamo forzando molto. Stiamo cercando conclusioni sconclusionate, perdonami le 2 parole, e dopo regaliamo contropiedi facili perché ci buttiamo in area di 3 secondi come dei tori scatenati nell'arena di Siviglia e dopo questi partono come delle frecce in contropiede, probabilmente avranno un po' più di benzina nelle gambe di noi, però secondo me in questo momento dobbiamo cercare di trovare buoni tiri, no Max? Invece di scodellare un po' d'aria fresca per il buon Tonizio, anche per me va bene, continua, però invece di anche qua Laser, testa bassa, 1 contro tutti, tiro a rovesciata
È un momento secondo me in cui invece bisogna cercare di coinvolgere tutti i compagni, trovare tiri buoni, cercare di trovare un po' di entusiasmo con qualche canestro facile e magari con qualche difesa cattiva che però bisogna essere onesti, i ragazzi in difesa stanno applicando. Attacco per Udine, Diop interrompe il palleggio, Ferrari in punta, ribalta al lato per Pinton che resta sul lato sinistro, lascia dietro Da Ros, poi va fino in fondo con una magata, l'elettroshock Mauro Pinton. Cavalchiamo l'onda Pinton in questo istante perché sembra essere quello un po' più in palla anche a livello fisico, si è preso buoni tiri, sembra non faticare, dove c'è l'infrazione di passi dell'americano di Trieste. Anche qui questo purtroppo è un fischio di categoria, è come se avesse buttato in campo un giocatore di Serie C, cosa può fare? C'è proprio un discorso, senza polemica nei confronti del Spessotto, è difficile per loro arbitrare quando hanno l'occhio per un altro tipo di fisicità di campionato. Grande Ferro qua. La smanacciata di Ferrari favorisce un recupero per Udine. Laser aspetta l'arrivo dei rinforzi, un quarto di campo di disposizione per lui contro Bossi. Laser va in post basso da Ferrari contro Simioni. Ferro col fallo, non c'è il canestro ma ci saranno due liberi per Michi. Ferrari. Ebbene, in tutti i lati del campo qua Ferrari, prima con una smanacciata ha recuperato un pallone che stava diventando molto pericoloso, per l'attacco è stato lesto a correre in contropiede, occupare bene le spaziature. Solo una cosa, anche lui secondo me come Cuccarolo ha la fisicità per andare in avvicinamento contro Simioni piuttosto che in allontanamento. Ferrari segna il primo dei due tiri liberi, quarto punto personale per lui. Manuel Vanuzzo è in panchina ma sì, in polo perché ha un problemino alla schiena, quindi non scenderà in campo questa sera. Ferrari intanto fa 1 su 2 a cronometro fermo, porta Udine a meno 14, 30 a 16 il punteggio per Alma. Fa lontano dalla palla di Diop contro Green per Udine, il terzo fallo di squadra, sono 3 anche i falli di squadra commessi dall'Alma quando mancano 4 minuti e 28 secondi alla fine del secondo quarto. Cambio Trieste, fuori Prandin, dentro Parks. Una considerazione che non c'entra nulla, più guardo Diop più penso quanto futuribile sia il ragazzo. Guarda che fisicità vicino a Parks, cioè è quasi 2 volte più grosso, Il fallo di Vittorio Nobile contro Da Ros che andrà pure lui in lunetta per 2 tiri liberi. Mi ricorda Diaki Tedaros sconfinando nella pelota calcistica. Ti ricordi l'ex difensore della Lazio? Come fisicità, ma anche esteticamente. Anche della Viola. Anche della Viola, bravo. Vedi che sei attento, ma siamo in periodo d'asta di fantacalcio, no? Per quanto riguarda i falli di squadra, eravamo stati tratti in inganno prima dal tabellone del Palasport di Grado. Udine ha esaurito il bonus, mentre per Trieste sono 2 i falli commessi dalla formazione giuliana. E intanto fallo in attacco di Diop, rimessa Trieste. Già 3 falli per Ousmane in pochissimo tempo. Sì, no, è entrato benissimo, di pronto entrare in campo delega. E si lamenta un po', ma se si lamenta gli facciamo fare 50 flessioni perché è un giovanissimo. No, a parte gli scherzi, l'errore qua è tutto di Diop, perché quel passaggio era 2 secondi prima, ti arresti a un tempo e passi la palla a chi era Nobile, no, era Ferro che stava correndo in transizione accanto a te. Infatti guarda, Lino Lardo adesso glielo sta spiegando, tu quel passaggio glielo ritardi di 1 secondo e 9 volte su 10 sfondamento o vai per le terre. Devi prendere come riferimento la linea della pallavolo o la linea del tiro libero, giusto? E te arresti. Meglio di tutto sarebbe la linea del tiro libero, non insegnavano i vecchi allenatori di una volta. Infatti guarda Lardo come se lavora, perché secondo me, anzi no secondo me, sicuramente Lardo che ne sa più di me 1 milione di volte la seconda, sa che ha un diamante grezzo per le mani, però bisogna lavorare tanto sulla tecnica.
Parks è una cavalletta, A segno Parks, adesso il lob di Nobile per Ricky Castelli, che ha sfruttato la dormita di Simioni. Se Simioni si fosse perso Castelli ieri, come contro Venezia, Simioni sarebbe finito direttamente in panchina. Ieri tanti cambi punitivi per Simioni e Pipitone da parte di Talmassona. Proprio due giocatori di scuola Reyer, probabilmente si aspettava qualcosa in più da loro, no? Simione interrompe il palleggio, poi riapre per Bossi da Ross contro Ferrari, cerca di battere penetrazione, il ribaltamento di lato per Green che sbaglia la tripla, il tap out favorisce Parks che se la vuole giocare controllato con l'ausilio di Stefano Bossi, mentre è pronto Gino Cuccarolo su cubo dei cambi della formazione bianconera. Simione nel cuore dell'area sbaglia, semigancio sinistro, anzi il canestro non è valido, anzi il canestro non è valido, no, appunto, perché c'è stata il tocco della retina da parte di un giocatore triestina. Sì, uno dei due americani ha toccato il pallone toccando la retina e facendolo entrare così da sotto, giusto il fischio degli arbitri. Però qua Eddie, non so, prendila sul personale, americano contro l'americano, non mi fa polemica, però mi aspetto tanto da lui, onestamente. Da Eddie? Sì. Sì, non so, a me anche lui anche piace, però l'ho visto un po' così in questo primo tempo. Un po' di storie tese lontano dalla palla tra Delega e il Parks. Lardo entra quasi in campo a parlare con l'arbitro Albericogna chiedendo spiegazioni, no? Nella fattispecie. Sì, Eddie deve abituarsi, deve ambientarsi, deve capire il gioco. Sì, in effetti magari è stato un attimino un po' troppo duro con lui, chiedo scusa nei secondi precedenti, anche perché in effetti bisogna ricordarsi che il ragazzo è la prima esperienza da senior, è la prima esperienza fuori dall'America, per un ragazzo della Georgia sicuramente non è facilissimo, è tutto nuovo, deve un attimino capire dove si trova. E su questo fischio, non un grandissimo fischio, perché due americani si stavano menando in santa pace, e erano tutti e due che si tenevano, fai giocare a quel punto lì. Laser per Castelli che mette la palla per terra, venire aperta la boccia per Laser, palleggio all'estetiro che non va, Delega, eccolo lì, lo squillo da parte del numero 2 bianconero. Mi ha sentito qua, di qua è volato, adesso ci vuole un po' di difesa assolutamente, i primi due punti per Delega, che però va anche detto è stato parecchio sfortunato nel primo quarto. Adesso mi sento un po' in colpa per averlo bacchettato così due o tre azioni fa, perché in effetti Max pensi ha avuto sfortuna in due lay-up sotto canestro comodi che insomma in stagione regolare gli segna bendato. Bossi mette il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, fa 2 su 2, sono 5 punti personali per Steve, che è l'unico ex di turno della serata. Sì, perché Brandin era scuola Snyder, c'è scuola Snyder, ho giocato con la Snyder Udine. Bossi è un giocatore che a me piace parecchio, onestamente. L'altro anno, quando si vociferava un suo possibile approdo delle serie di Radio Basket con noi in Serie B, io onestamente ci speravo, perché secondo me è un playmaker da grandissimo talento, è un giocatore poi che è cresciuto anche sotto il punto di vista fisico, è maturato tanto, secondo me sarà una delle rivelazioni quest'anno in A2. 1 minuto 49 secondi alla fine del primo tempo, il punteggio dice Trieste 36, Udine 20, Castelli scippa il pallone dalle mani di Da Rosa, non c'è fallo per gli arbitri, Green per Parks che salta sopra Laser e affonda la schiacciata. Mamma mia, quel che si dice posterizzazione, no, non lo dico, la mia dislessia non me lo permette di dire, però l'avete capito amici da casa, ha decollato a Parks, infatti il canestro non so come sta in piedi, sotto di 18 bisognerà fare qualcosa in più il secondo tempo, per limitare i danni di una partita che, diciamo, se
compromessa ormai. Dici? Non so, provo a giocarmela sulla scaramanzia a questo punto, cercando di girare gli spiriti avversi. No, io aspetterei ancora un attimo. Intanto Castelli sbaglia la tripla, rimbalzo, l'ultimo tocco non è di nessuno perché Green mantiene vivo il possesso, poi perde la maniglia da Ross, da Castelli a Delegal che commette frazione di passi solo secondo l'arbitro Almerigogna. Absolutely no, proprio assolutamente no, anzi ha avuto un ottimo controllo, però io capisco la fisicità, però un fischio di traveling da 1 metro a questi livelli devi sapere cosa stai facendo. Poi magari mi sbagliavo dando replay, però mi sembrava partenza assolutamente legale, cioè movimento legale. Forse aveva strisciato di 1 centimetro il piede, forse. Siamo già entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo, palla in mano per l'Alma che è avanti 38-20, Bossi si resta contro Truccolo, poi rifornisce da Rossi in allontanamento, si crea lo spazio necessario per tirare contro Castelli ma sbaglia la conclusione. Delegal cost to cost contro Parks, non c'è fallo, è tutto regolare per gli arbitri, l'errore di Delegal, possesso per Trieste, discrepanza di circa 5 secondi tra cronometro del secondo quarto e cronometro dei 24. Palla persa per i giuliani in maniera molto grossolana e quindi la Puiges avrà a disposizione l'ultimo possesso di questo primo tempo, 20 secondi alla fine del secondo quarto. Fischio quello di prima che pesa anche perché finalmente ha fatto una bella azione con un paio di tocchi interessanti, anche di coralità per i friulani. 7 secondi alla fine del primo tempo, Laser deve accelerare, lo scarico è per Delegal che commette frazione di passi, stavolta corretta, scelta arbitrale. Per l'Alma ci saranno 2 secondi a disposizione per concludere il primo tempo. Da Ross, palla in campo a Bossi, da 3/4 campo si resta contro Truccolo, la tripla per poco, non c'entra il bersaglio e si va a riposo con il punteggio di Udine 20, Trieste 38. FVG tra Puiges, Udine e Alma. Trieste si riparte dal 20-38 con cui i giuliani hanno chiuso avanti i primi 20 minuti di gioco. Delegal commette fare un attacco contro Bossi, Eddy che completa il quintetto udinese con Laser, Castelli, Truccolo e Cuccarolo. Per l'Alma invece sul parquet ci sono Bossi, Green, Parks, Da Ross e Simioni. Diamo i tabellini aggiornati dopo i primi 2 quarti. Per Udine, Castelli 5, Delegal 2, Zacchetti 2, Laser 5, Pinton 2, Ferrari 4. Per Trieste invece Cronica 2, Bossi 5, Prandin 2, Pecile 2, Green 8, Daros 3, Parks 9, Pipittone 2 e Simioni 5. 20 punti fatti sono un po' pochetti, stanno sul tabellino. Qua scusa, Delegal ottimo in partenza in palleggio, doveva restarsi, sfondamento sacrosanto. Adesso vediamo Ricky in difesa su Green, palla un po' così per Daros che viene randellato da Cuccarolo. Laser lancia Delegal che affonda la schiacciata una mano, meno 16 e vediamo se la partita di Udine cambia da questa schiacciata di Eddie Lee. Delegal finalmente uno squillo, bel contropiede servito giusto in modo corretto. Delegal che qua anche si impegna in difesa. Bossi sono in fondo contro Laser che smanaccia il pallone, la boccia viene recuperata da Simioni, no c'è infrazione di campo, sì, perché dopo il tocco di Simioni ha recuperato la palla da Ross nella metà campo difensiva. 9 minuti 4 secondi alla fine del terzo quarto, palla per Udine. 2 difese coi fiocchi qua di Udine. Joy sta per recuperare il pallone, alla fine arriva l'infrazione di campo, però sprazzi di Udine. Ora Laser esce che la riapre per Castelli che batte la prima linea, rifornisce Cuccarolo nel cuore dell'area, semigancio destro, canestro è buono, arriva la segnalazione
da parte dell'arbitro Merigogna, meno 14. Sì, pian pianino si recupera questo gap, però bene anche qui in attacco, bravo Gino. Già 2 differenze rispetto al primo tempo, 2 buone azioni offensive per Udine che ha attaccato leggendo il gioco. Truccolo contro Daros, è un recupero Daros e poi rincula contro Truc cercando di sfruttare il mismatch e lo sfrutta a pieno. Molto molto bravo Daros, non perde il controllo del corpo, a danzare sul perno, a usare le sue braccia infinite. In difesa comunque ci stiamo spendendo molto. Lese per Truccolo, piedi per terra, non va. Truccolo ha sbagliato dalla stessa posizione in cui ieri ha sbagliato la tripla della possibile vittoria contro Agrigento. L'ultimo tocco di un giocatore Giuliano, rimessa per Udine. Tripla di Truccolo sbagliata circa 30 secondi dalla fine dei tempi regolamentari con Udine +1. È la stessa situazione, stessa posizione. Peccato. Sì, era anche un buon tiro, era praticamente solo e soletto. Qua c'è fallo sacrosanto di Daros, terzo fallo se non erro. Questa non è proprio una buonissima notizia per Dalmasson. È stato anche un po' polastro qui Daros perché aveva già l'aiuto pronto dietro, quindi bastava contenere invece di trattenere. La palla ha colpito la parte inferiore del tabellone, quindi la rimessa è per l'Alma, che ha ritrovato un po' il filo del discorso dopo averlo infrazione di campo di Bossi, che aveva calpestato in metacampo e poi è tornato nella metacampo difensiva. Possesso valido comunque per l'Alma. Da Rosso completa il triangolo verso Simioni, trova Parks che ora cavalca Simioni che sbaglia la conclusione del pau di Cuccarolo, però favorisce Bossi. Castelli resta nel cambio difensivo contro Steve, si cerca di allargare il campo per quanto riguarda l'Alma. Parks sul ribaltamento di lato spara la tripla, la sbaglia, rimbalza di Castelli, ritmo più alto in questo terzo quarto soprattutto per la PU GSA che rincorre a meno 16 sul 24 a 40 quando mancano 7 minuti e 24 secondi alla fine del terzo quarto. Bossi fa saltare Delegal, no, cerca di eludere l'intervento difensivo con un arresto di potenza, poi Parks sbaglia entrambe le conclusioni a sua disposizione per Udine. C'è una nuova chance offensiva. Cuccarola in post basso contro Simioni, Gino attacca dal palleggio il numero 20 Triestino, semigancio destro per Gintoni che non va a bersaglio, errore per lui, rimessa per Trieste, scusate, possesso per Trieste. Sì, errore per lui, ma l'errore non è propriamente suo. Lui ha ciutato la palla in post basso, anzi un po' fuori del post basso, e lì tutti fermi e lì bisogna muoversi, se no l'attacco si inceppa, no Max? Di solito Gino, dopo averlo visto sia ieri sia a Gemona sabato scorso, decide il più delle volte di ribaltare il lato dalla posizione di post basso. Stavolta ha attaccato dal palleggio immediatamente il difensore. Dimmi. Sì, secondo me lui ci ha pensato un attimo, ha cercato prima di tutto il passaggio, poi ha visto tutti fermi, ha palleggiato esattamente nel momento in cui Delegal ha fatto un taglio nel cuore dell'aria, intasandola, ha dovuto fare un tiro in semigancio in allontanamento, non è proprio nelle sue corde, diciamo, però lì la squadra deve muoversi quando riceve il pallone lui, anche perché è molto abile a passare il pallone. Bossi con spazio da 3 punti, insacca la bomba del più 19 per Trieste. Delegal per Castelli che non riesce a trovare in campo Truccolo. Caste però sta cercando di spiegarsi col suo omonimo, temore richiesto da coach Lardo. Peccato perché la PUGS ha perso l'inerzia, no? Che si era creata nell'avvio di secondo tempo. Dici benissimo, abbiamo trovato un po' di inerzia con i 4 punti consecutivi e con 2 buone difese che andava a cavalcata, invece Trieste ha subito messo le cose in campo tornando sopra di 19, partita di 5-0, Triestino frutto anche della tripla di Bossi, e in attacco noi come ribaltiamo il lato, dopo abbiamo qualche problemino. Bisogna dar merito anche a Trieste, sta difendendo molto molto bene. Sai, comunque secondo me c'è anche un po' di preoccupazione per tutte le squadre, perché comunque come hai detto anche, ne abbiamo parlato nel pre-partita io e te, è un derby.
che sia di precampionato, amichevole, tutto quello che vuoi, perderlo male ti butta giù comunque di morale, no? Adesso per noi la partita si è abbastanza compromessa, siamo sotto di 19, però limare il punteggio, magari non so, perda di 8, di 9, ha tutto un altro sapore, no? Poi chiaramente Lino Lardo è un signor allenatore e toccherà sicuramente le corde giuste ai giocatori nel non abbattersi, perché effettivamente, ok, foglia rossa come sempre, ma la partita non mette in palio 2 punti. De Rossa ribalta per Parks, infrazione di passo in partenza, non secondo gli arbitri. Parks riapre per Daros che si avvicina, poi entra all'interno dell'arco del 6,75, c'è il fallo di Cuccarolo contro Daros, rimessa per Trieste. Guarda, avevo promesso di non parlare più degli arbitri, però perdonatemi, imbarazzante questa sera, cioè, a me dispiace per chi della FIB o della partita ascoltare le mie parole. Un paio di fischi, non fischi, cioè l'infrazione di campo prima di Bossi, l'abbiamo vista noi da qua, loro da 1 metro non l'hanno vista, la partenza in palleggio di Parks, Traveling, sacrosanto, poi sto fischio veramente mi lasciano un po' perplesso. Eccola lì la palla recuperata per Udine, Truccolo scarica per Delega il fallo, visto con un secondo di ritardo dai grigi, 2 liberi per Eddie Delega, 5 minuti e 45 secondi alla fine del terzo quarto, il fallo è il primo di Steve Bossi. Si stava per non fare scalo, ma mi sorprende molto il Merigogna, perché un arbitro che apprezzo, che è abbastanza cresciuto nelle ultime stagioni, però stasera ovviamente è una giornata storta. Tutti liberi per Dei Legal. Non spezza benissimo, però il Poisson, guarda anche tu Max. Abbastanza di palmo tira. Hai visto? Per la lunetta va anche bene, per 3 punti non avere tanta sensibilità in quei pastrelli. 3 su 8 cronometro fermo per la PU GSA che sotto di 18 lunghezze, 25-43 a 5 minuti e 30 secondi alla fine del terzo quarto. Il fallo da dietro di Castelli non avvisato dagli arbitri, poi Pittone deraglia contro Cuccarolo, tutto regolare per gli arbitri. Laser in controllo di pallone, vediamo se entrerà Mauro Pinton fra pochi istanti per Udine. Azzardo lì un cambio per i friulani. Laser per Truccolo che si fa toccare il pallone da parte di Green, poi Castelli perde la maniglia, Green recupera il pallone e spara una schiacciata da Showtime. Mamma mia, ha preso l'ascensore, qui. Qua veramente ha preso l'ascensore Green. Però sì, anche qui palla persa un po' banale. Secondo me Cast aveva il tiro da 3 punti comodo, ha voluto penetrare e cercare Rogna, è nata una palla persa. Poi Max è un buon profeta, ha dato in campo Pinton. Sono usciti Ricchi, Castelli, facciamo ordine qui, tutto facciamo prima. Udine in campo con il numero 10 Lesia, 13 Pinton, 7 Zacchetti, 14 Ferrari, 2 dei Legal. Trieste risponde con 10 Peccile, 5 Bossi, 16 Pipitone, 13 Green, 15 Parks. Coppia, quest'ultima a serie strisce Triestina, secondo me è alquanto interessante. Parks e Green, 2 giocatori complementari con talento fisico ma anche tecnico. Consegnato da Ferrari a Pinton, Zacchetti porta un piccolo all'alto, però l'avverso canestro non riceve. Ferrari dai 5 metri non va, rimbalzo di Pippitone che mette la palla per terra nonostante Damason gli avesse detto non palleggiare. Dopo aver recuperato rimbalzo in difesa, perde la maniglia Parks, rimessa per Udine a 4 minuti 28 secondi alla fine del terzo quarto. Massimo vantaggio per Trieste di più 20. Parks parlavo anche con Dalmasson durante la pausa del secondo e terzo quarto, che gran persona, tra parentesi, che è vicino Dalmasson, mi diceva che proprio l'obiettivo è farlo diventare un 3. Infatti lavorano tantissimo con lo staff tecnico nel ball handling, nelle partenze in palleggio, nelle situazioni di
di area piccola per trasformarlo in quest'ottica. Parks contro Delegal che subisce fallo di sfondamento, rimessa per Udine a 4 minuti esatti alla fine del terzo periodo. È stato lesto qua dei Legal, è stato bravo a metterci il fisico, portare a casa un fallo in attacco anche con un po' di actor studio, no? Poi tra parentesi altra cosa, 2 battute con Stefano Tonut anche tra il secondo e il terzo quarto che vedremo successivamente, e Madonna quanto si è ingrossato il giocatore di ex Trieste, l'ho visto veramente grossissimo, sempre simpatico, guardo questa partita con curiosità. Però poi ho fatto anche la battuta per sconfinare un po' anche in altre cose, facciamo passata quella malattia chiamata juventinità, mi ha detto no, sono ancora juventino al 100% come papà Alberto, che sicuramente ci guarderà e che salutiamo. Laser per Delega, mezza idea da 3 punti, poi lo scarico direttamente per la panchina giuliana, palla persa per Udine, rimessa Trieste. Ora Lardo scaraventa sul cubo dei cambi Diop per sostituire presumibilmente Delegal. Prandin palleggia e tiro da 3 punti, primo ferro, poi segue il rimbalzo, si trova con la palla tra le mani, Giorgevic move per Green che poi riceve da Pecile, spara e segna la tripla del più 23 per i suoi. Quando piove spesso grandina, è quello che sta succedendo questa sera. Ci eravamo messi in ritmo, poi parziale di 10-1 che ci sta tagliando le gambe, più 23 sono tanti, anche vale il body language delle 2 panchine in questo istante. Trieste secondo me vuole farci anche male per mettere un po' le cose in chiaro in questa prestagione. Tripla allo scadere dei 24 per Delegal che sale a quota 8 punti personali, miglior marcatore dei suoi, poi c'è il fallo di Zacchetti contro Pipittone e Udine. Esaurisce il bonus, cambio in arrivo per la Pius SA, esce Delegal, rientra Diop. Ma è appena andato in ritmo Delegal, però il cambio ci sta. Sarebbe bello magari che dasse anche il 5 a Diop allenatore quando esce. Bisogna anche dire che Diop era stato messo sul cubo dei cambi da Lardo tanti secondi prima rispetto alla tripla segnata da Delegal. Altra palla persa per Udine che è sotto 50-28. In punta Green contro Diop, poi Pecile gioca 2 con Pipitone, il quale viene strattonato da Laser, e Pipitone entra lunetta per 2 tiri liberi. Chiama time out coach Lardo però in precedenza e vuole parlarci un po' su. Dobbiamo dirlo che durante la pausa lunga, della durata di 10 minuti, Lardo ha tenuto a rapporto la propria squadra per almeno 8 minuti e mezzo negli spogliatoi. Ma guarda, mi trovo anche un po' in difficoltà onestamente su certi aspetti di questa telecronaca. Il punteggio alla fine lascia il tempo che trova, però va detto che sì, non stiamo giocando bene e come diciamo io e te, microfono spento, un derby lo puoi perdere di 15, no? Di 10, di 15, di 25-30 male, non lo puoi perdere perché ti lascia delle scorie, perché comunque l'ambiente un po' ci tiene, no? I tifosi ci tengono, noi ci teniamo, dall'altra parte ci sono una marea di attenuanti per noi, la condizione fisica, la mancanza di Vannuzzo, qualche giocatore un po' indietro di condizione. Lardo queste cose le sa meglio di noi, probabilmente anche queste cose qua avrà trasmesso ai suoi ragazzi. Va bene che siamo come siamo, però cerchiamo di non far figuracce, no? Che comunque in ogni caso, detto quel che è detto, lasciano le proprie scorie, no? In lunetta Pipitone sbaglia il primo
dei 2 tiri liberi. Nuova chance per l'ex lungo giovanili Reyer e poi prima esperienza da senior a Ferrara. Bravo Gian, ti ricordavi bene. 0-2 per Pipitone. Ferrari dall'altra parte contro Pecile, va in penetrazione, sbaglia però il tiro. Dall'altra parte Prandin cerca di attaccare subito Laser, lo scarico però per Pinton che gioca con gli avversari, fallo tattico di Green, rimessa per Udine. Pipitone, tra parentesi, come hai detto tu, prima esperienza da segno a Ferrara e si mise proprio in mostra nei playoff contro Trieste 2 anni or sono, causa se non sbaglio l'infortunio di Benfatto, giocò parecchi minuti da protagonista proprio per la Trieste, chissà, magari fu più quello la molla che spinse dal Masson a sceglierlo, no? Comunque Green, che c'è stata qualche polemichetta dei tifosi di Trieste per l'acquisto di un giocatore proveniente dalla terza lega spagnola, secondo me è un signor giocatore. Sì, ma che cosa ci faceva una terza lega spagnola? Sì, non lo so, perché è anche scaltro oltre a tante cose, è un bel giocatorino. Coronica elude la stoppata di Zacchetti, Pipitone segue il rimbalzo, sbaglia, la palla viene recuperata da Ferrari, Pinton lancia Laser però si mette nel mezzo. Green, recupero per i Giuliani, 1 minuto 20 secondi alla fine del terzo quarto. Udine 28, Trieste 50, Green in and out da 3 punti, rimbalzo di Zacchetti, riceve l'apertura Laser che lancia a Ferrari, la stoppata da dietro di Green che cancella Ferrari. Prandin dall'altra parte attacca lo stesso Ferro, poi si arresta, riapre per Pecile, 10 secondi su 24 per l'Alma, si incastra Pecile, frazioni di passi anche per l'arbitro Merigogna, rimessa per Udine, triplo cambio per la Piugesa, escono Laser, Ferrari e Pinton, entrano Truccolo, no, esce Diop con Laser o Ferrari o Pinton, e Pinton, sì. Quindi quintetto udinese composto da Nobile, Truccolo, Ferrari, anzi Nobile, Truccolo, Delega, Ferrari e Zacchetti, contro quello triestino composto da Prandin, Pecile, Baldasso, Coronica e Pipitone. 35 secondi alla fine del terzo periodo. Delega mette la palla per terra, poi si arresta su niente del tiro libero, riapre per Nobile, 8 secondi su 24 per la Piugesa, la palla è rimasta un po' statica nel cuore dell'area, il fallo di Pipitone contro Zacchetti. Trieste aveva già esaurito il bonus, quindi Joel Andronetta con 2 tiri liberi. Joel che poteva essere servito anche un paio di secondi prima da Delega, che però non l'ha visto nel suo movimento, ha fatto la scelta giusta Joel, ovvero taglio flash dentro l'area, ha preso posizione, a quel punto lì Pipitone da dietro non ha potuto fare niente che farfallo. Pensavo alle ultime variazioni offensive, è venuto via una marea di palloni facilmente giocabili, prima un lancio per Laser troppo corto, dopo Ferrari onestamente troppo morbido, cioè i due americani di Trieste sono due cavallette, cioè hanno la stoppata spettacolare nelle loro corde, però tendono sempre a saltare. Io lì avrei fatto un bel arresto un tempo, finta di sopracciglio, avrei mandato Parks a svitare la lampadina, no? Pecile cerca di sfruttare il blocco portato da Pipitone, sbaglia il tiro, Ferrari lancia, Truccolo, ottima transizione difensiva per l'Arma, però c'è il fallo di Pecile contro Truccolo e Truccolo andrà a lunetta per 2 tiri liberi a tempo scaduto. È oro colato, secondo me non ci siamo proprio accorti dello scadere del quarto. È stato bravo Ricchi a cercare il contatto, a trovare 2 tiri liberi che abbiamo anche sfiga, questo è un in e out, no? Sbaglia Truc il primo tiro, non il secondo, fa 1 su 2 e si va all'ultima mini pausa su punteggio di
Udine 31, Trieste 50. Dando un'occhiata alla progressione della partita, 22-11 al decimo per Trieste, poi passare nel secondo quarto di 16-9 per i giuliani, adesso 12-11 per gli alabardati. Sai che non avevo notato questo aspetto, Max? Che tradotto vuol dire che comunque abbiamo fatto un terzo quarto alla pari, parlando di una sola lunghezza, dopo un secondo quarto, diciamo, non dei migliori. Secondo me abbiamo nelle corde quella possibilità di avvicinarci nel punteggio a rendere comunque la sconfitta meno amara. Manca 10 minuti, vediamo anche un po' le scelte di Lardo. Trieste è praticamente già in campo, sicuramente i due USA, poi vedo Bossi. Baldasso ha giocato pochissimo questa sera. Sì, Trieste in campo con il numero 15 Parks, 13 Green, 5 Bossi, 4 il Principito Coronica, forse. Trieste gioca in 3. No, Coronica si accomoda in panchina, c'è Daros, c'è Simioni, praticamente lo starting 5 se non erro di Trieste. Uno risponde col 9 Vittorio Nobile, 8 Ricky Truccolo, 2 Eddie Delegal, 7 Gioele Zacchetti, 14 Michele Ferrari. Stanno completando anche il riscaldamento vicino al campo, cioè stanno iniziando il riscaldamento, scusa, Agrigento e Venezia, che daranno vita alla finalissima del grado basket dopo questo quarto periodo. È cominciato l'ultimo periodo, possesso per Trieste che è avanti di 19 lunghezze. Simioni, il fallo di Zacchetti su di lui e Simoni Andronetta con 2 tiri liberi. Sai cos'è strano? È strano vedere una squadra di Lardo che subisce così in difesa, perché Lardo ha uno dei suoi credi, l'intensità difensiva. L'ha dimostrato anche a Gemona nel primo minuto di... Scusa, credo. Sì, bravo, che dopo se no... No, hai ragione, sopra da casa mi bastonano. Non me ne volere. No, hai fatto benissimo. Ho detto col sorriso stampato sulle labbra. Sono anch'io in pre-season, dai, anch'io sto scantinando un po'. Diciamo uno dei capisaldi, me la passi? Capisaldi? Vai, io a te passo tutto. Uno dei capisaldi di Coach Lardo è la difesa, l'ha dimostrato anche a Gemona contro Villac, pressando tutto il campo fin dalle prime battute. Anche qua la squadra un tempo indietro, troppo facile questa palla schiacciata nel cuore dell'aria, non può passare un pallone così. Si deve asciugare il parquet. Mancano 9 minuti e 42 secondi alla fine della partita, il punteggio è sempre invariato sul 31-50 per Trieste, mentre Simioni è già pronto dalla linea della carità. Sbaglia il primo Simioni. Nuova opportunità per lui per riportare a più 20 l'Alma. Fa 0 su 2 Simioni. Sono 4 i tiri liberi sbagliati consecutivamente dalla formazione giuliana in questo frangente. Nobile, posizione profonda per Zacchetti, che però ha calpestato con la punta del piede sinistro la linea di fondo, quindi rimessa per l'Alma. Sono d'accordo con te, Gian, adesso dicono che ufficialmente la partita è morta e sepolta. Frazione di 8 secondi per Udine, che comunque sta dando qualche segnale, no, in difesa. No, madonna, la squadra comunque si è impegnata
senza ombra di dubbio, però dobbiamo partire da questa azione qua, prendere entusiasmo e trovare i punti che non abbiamo trovato in questi primi 30 minuti. Analizziamo questo aspetto, Gian. Tralasciamo per un attimo la cronaca della partita. Per adesso la Più GSA ha subito solamente 50 punti, il problema è puramente in attacco, quindi potrebbe essere un problema legato alle condizioni fisiche dei giocatori, oltre che di applicazione o di esecuzione. È una domanda che ti faccio. Allora, la difesa in certi frangenti è stata di livello, in qualche frangente no, ma secondo me in difesa è solo un discorso fisico, ovvero gambe pesanti. In attacco secondo me ci manca, molto bella la tripla di Ricky, ci manca un po' di amalgama. Devo integrare i giocatori nuovi che sono tutti giocatori importanti nello scacchiere di Lardo. Però l'attacco prende entusiasmo dalla difesa. Infatti la tripla di Truccolo deve darci ancora più entusiasmo dopo il recupero difensivo per 8 secondi. Fossi in coach Lardo, che cosa di buono prenderesti da questa partita? Complicata questa domanda. Forse siamo noi che la sentiamo tanto questa partita, io personalmente tanto, e sicuramente c'è qualcosa di buono al di là del punteggio che lascia il tempo che trova. Penso e spero che la squadra abbia fatto dei passi avanti nel discorso dell'amalgama offensiva e abbia preso consapevolezza dei propri punti di forza e dei punti deboli. Ti sorprende la tenuta sul parquet di Vittorio Nobile, che sembra tenere bene il campo? Questa è la domanda. Ma Nobile, faccio un po' d'ammenda, è un giocatore che mi ha sorpreso molto anche nella passata stagione. Forse io l'ho un po' sottovalutato, ma è cresciuto in modo esponenziale, tanto da diventare una pedina fondamentale per coach Lardo. Partire nello starting 5 ai danni di Gianluca Marchetti, passato addirittura terzo playmaker nelle gerarchie di coach Lardo e spesso in tribuna. Marchetti era stato voluto, ti ricordi, da coach Lardo. È un giocatore che secondo me ha margine di crescita esponenziale e sta tenendo il campo benissimo. Ieri sera non l'ho visto, tu mi hai detto che si è difeso bene e questa sera è uno di quelli che ha sfigurato di meno, diciamo. Squadra in campo, facciamo ordine con i quintetti, non c'è stato qualche cambio. Trieste, scusate, Udine 8 Truccolo, 2 Delegal, 7 Zacchetti, 9 Nobile, 14 Zacchetti, forse ho detto 2 volte. Scusate, 14 Ferrari, risponde Trieste 14. Loro tanto canestro e fallo subito di Nobile. Ma se avviciniamo il punteggio questo fa bene. Finisce un quintetto triestino, per correttezza, 15 Pass, 13 Green, 5 Bossi, 20 Simeoni, 14 Daros che però no, rimane in campo, 7 Prandin che ha preso il posto di Steve Bossi. Non a caso ti aveva fatto la domanda su Vito, no? Sì, lo vedo veramente a suo agio con la categoria. Forse un giocatore così elegante e pulito e sta meglio in A2 che in Serie B. No, ma già l'Eltrano gioca da 4 punti in di Nobile. Ma anche l'Eltrano, ti dico, ha scalzato completamente Marchetti, ti ricordi, nelle gerarchie. E siamo a meno 12. Infrazione di piede per Udine, che è sotto 38-50 quando mancano 7 minuti e 51 secondi alla fine della partita. Ma vedi, veramente queste partite, al di là del campanilismo, lasciano il tempo che trovano in prestazione. 2 buone difese, 2 buoni attacchi e sei di nuovo lì nella partita. Un rimpallo dopo l'errore dalla linea della carità vale 4 punti in 0 secondi. Nobile in post basso per Zacchetti, c'è fallo di Simioni, è il terzo di squadra per l'Alma, cambio Trieste, fuori Simioni, dentro Pipitone. Mancano 7 minuti e 38 secondi al gong del 40esimo. Altra chance per Udine per ridurre ulteriormente il gap. Zacchetti a spazio, mette la palla per terra, attacca Pipitone, terzo tempo che non va, svita la lampada.
Giavonte Green, nuovo possesso per i triestini. Parks in post basso da Daros contro Delegal, viene ribaltato a lato per Green, resta molto bene contro di lui Nobile. Parks contro Truccolo, 5 secondi alla fine dei 24, l'aiuto di Ferrari a spazio Prandin da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo per Udine. Ottima giocata difensiva di Michele Ferrari che si stacca da Prandin, che può essere battezzato dall'arco da 3 punti, non ce l'ha nelle corde questa conclusione, chiude il pertugio difensivo. Qua abbiamo difeso molto bene, anche Nobile. Vittorio molto convinto, stavolta perde la maniglia, tutto regolare per gli arbitri. Green dall'altra parte indisturbato, altra schiacciata da Showtime. Peccato, oggi ci siamo un attimino fermati. Joe si è fermato a metà campo invece di tornare magari indietro, però lo vedo anche stanchino adesso. Trieste torna più 14, però è una bella apu in questo quarto periodo. Fa un attacco di chi? Di Ferrari contro Parks, sì. Doppio cambio per la più, escono Nobile, Zacchetti, rientrano Laser e Cuccarolo. Terza fallo personale intanto per Ferrari, scusate. Sono 3 falli di squadra per i friulani. Baldasso rimessa sul parquet per Daros. Laser si stacca e va in difesa contro Prandin, che in questa stagione agirà molto presumibilmente da secondo play, con Pecile spostato in guardia. Palla persa per Trieste, sì, perché Baldasso calpestato, linea laterale. Sei minuti, 7 secondi alla fine della partita. Udine 38, Trieste 52. Ricky Truccolo per Cuccarolo, molto distante dall'area, consegnato per Delegal su un quarto di campo. Eddie dal palleggio da 3 punti, è corto, primo ferro, rimbalzo per Pipitone. Peccato perché la più ha perso quella spinta, no? Che ha dimostrato di poter sfruttare fino a qualche istante fa. Prandini indisturbato, lo scarico per chi è? Per il mitico Eros Scuz, presente qui a Grado a seguire la Piuge SA, lui che è un grande tifoso anche dell'Udinese. Sì, non una gran scelta questa di Prandin da playmaker, buttarsi dentro e trovare, incocciare contro gli aiuti friulani. Infatti Prandin poi si accomodi in panchina al posto di Bossi. Vediamo se riusciamo a recuperare l'inerzia Max da questo attacco. Cuccarolo ribalta lato per Ferrari, arriva una sottocostanto per Laser, cercano di giocare a due Laser e Ferrari, però la palla persa per Udine. Attacco Trieste, era entrato Bossi al posto di Prandini in cabina di regia per l'Alma. Daros ribalta lato per Baldasso, extra press per Green, poi Daros taglia davanti alla difesa fatta da Michele Ferrari, il quale poi spende un fallo e ci sarà una rimessa. No, 2 tiri liberi per Daros, quarto fallo per Ferro, cambio per Udine, fuori Ferrari, dentro Castelli. Ferrari sempre però molto generoso in difesa, lo show difensivo di prima ha rallentato notevolmente l'attacco triestino. Poi però Daros è stato lesto a recuperare il pallone, storie e tele sotto canestro tra Cuccarolo e Pipitone, che si lamenta un po' con gli arbitri, però Dio, sotto canestro c'è un po' di fisicità lì, quel punto lì veramente facciamo un altro sport. Però sbaglia il tiro libero. Comunque dai, nel quarto si è vista finalmente una reazione degna di nota dell'Apumax. Stando alle cifre anche nel terzo quarto. Sì, è vero, però più mascherato, perché se non mi facevi presente non mi accorgevo del nostro parziale. Infatti, stando alle cifre, non viene fischiato fallo a favore di Gino Cuccarolo, un fallo solare visto da tutti i presenti. La rimessa è per Trieste. No, però, onestamente non bisogna arrabbiarsi con l'arbitraggio. Perché... No, ma il fatto è questo, si sono accorti tutti quanti, era abbastanza solare, non è un sospiro, no? No, sai cosa, è chiaro, io ho usato anche parole dure verso gli arbitri in questa partita, però ti ripeto, onestamente non è colpa loro, perché se buttiamo dentro 4 giocatori di Serie C in campo succede un disastro. Purtroppo le categorie valgono per tutti,
Guarda qua cosa ha fischiato. Guarda cosa ha fischiato qua. Body check di Truccolo, secondo me è legalissimo. Certo ci ha messo la spalla, ci ha messo fisicità, però queste cose qua non vanno fischiate in un derby, ci stiamo scherzando, è un derby nel quarto periodo, a 5 della fine, ma si gioca con l'elmetto, con la baionetta, onestamente c'è un accordo anche c'è accordo tacito tra gli allenatori, tra le squadre, che gli ultimi 3 minuti vale tutto secondo me una partita del genere, dai. Però ripeto, non bisogna arrabbiarsi con loro, perché se adesso mettiamo, non so, in campo la DGM Campoformido contro Trieste e ne prende 30, ma perché? Le categorie valgono per tutti, per giocatori, per allenatori, per staff e anche per gli arbitri. Baldasso fa 2 su 2 dalla linea della carità dopo ben 6 errori consecutivi per l'Alma. Delegal non tira, Truccolo viene disturbato da Baldasso, chiama time out coach Lardo, che ci vuole ancora parlare su il ribaltamento di lato da Delegal a Truccolo. Truc si è un po' impaurito perché stava arrivando Baldasso, la finta del numero 11 triestino ha indotto Truccolo a nemmeno avanzare le mani, no? In fase di ricezione. Sì, misunderstanding, però secondo me l'errore di lettura lì è di Eddie, doveva tirare assolutamente, aveva un buon tiro, ha voluto penetrare, si è un po' incartato. Eccoli, sentiamo sotto di 16 con palla per Trieste. Quando 51 il termine, coach Lardo in ginocchio con la bagnetta. Anche perché Udine ha dimostrato che aggiustando qualcosetta a livello di esecuzione dei giochi, la partita l'aveva quasi rimesso in piedi portandola a solo 4 possessi. Vediamo già, secondo me, e te la dico qua Max, la prossima settimana sarà già musica diversa secondo me. Speriamo. Volevo chiedertelo perché venerdì prossimo si giocherà a Pordenone il derby Udine-Trieste già in semifinale. Sì, una settimana in più di allenamenti, secondo me sarà già qualcosa di diverso. Poi magari a Pordenone sarà anche un po' più gente della partita, a darci un po' di entusiasmo, no? Abbiamo 2 atleti praticamente di casa, di Udine, Truccolo e Nobile, con Ferrari che è comunque un ex giocatore di Pordenone, sicuramente ci sarà tanti appassionati a seguire la partita. L'altra semifinale sarà tra Treviso e Mantova. Sono tutte formazioni che si sfideranno nel girone est della prossima Serie A2 Citroën. Rimessa per la PUGSA quando mancano 4 minuti e 32 secondi alla fine della partita. 38 la PUGSA, 54 Alma. Attacco per i friulani. Delegal non riceve, Truccolo va verso il laser, 5 secondi alla fine, 24 per Udine. Laser deve accelerare, 2-1, scadono 24, Laser da 3 punti, non va, rimbalzo, Cuccarolo salta più in alto di tutti, Bossi gli scippa il pallone dalle mani. Trieste ha già esaurito il bonus così come Udine, quindi ci saranno 2 tiri liberi per Gino Cuccarolo. Cambio Trieste, esce Green, rientra Coronica. Secondo me qua non era fallo, però la classica legge non scritta, piccolo contro lungo, si tutela spesso il lungo. 2 tiri liberi per Ginone, che ha comunque le mani morbide, insacca il primo, torniamo sotto di 15. Cuccarolo fa 2 su 2, sono 4 punti personali per lui. Il parziale di questo quarto periodo dice Trieste 4, Udine 9 per adesso.
Non è infrazione di campo per Trieste, ma nemmeno di 8 secondi. Si deve asciugare il parquet su indicazione di Trucolo dopo la caduta di Coronica, se non andiamo errati. Poi ci sarà una rimessa per l'Alma. Tanto se non sbaglio è arrivato papà Alberto Tonut in palazzetto insieme al candidato sindaco di Monfalcone Cisint. Ci sono elezioni a Monfalcone il prossimo anno, vedremo cosa succederà, se non sbaglio perché sono comunque da lontano. Posso dirti una cosa? Parliamo un attimo una cosa su Tonut, tanto di cappello papà Alberto, perché io la sua storia, la storia anche di Stefano la conosco bene. Un paio di anni fa ci cadeva solo lui, che Stefano esplodesse quando faceva panchina senza mai giocare in Serie B. Laser dopo la palla recuperata da parte di Trucolo, rifornisce Delegal, Trucolo ribalta lato per Castelli, piedi per terra dall'arco, non va, rimbalzo è di Stefano Bossi. 3 minuti 20 secondi alla fine, più 14 per l'Alma. Poi il fallo di Cuccarolo contro Steve che aveva sbracciato un po'. Stiamo ridendo perché c'è questo, purtroppo non riusciamo a inquadrarlo, c'è Francescone Tonizzo che sta facendo un monologo alla telecamera, credo alla regia di Terenzani, magari di inquadrarci il buon Francesco Tonizzo. Cerchiamo un po' di sorridere, no, meglio di no, dai, sto scherzando. Bossi della Lunetta riporta i suoi sopra di 16 lunghezze, ci lo stiamo inquadrando. Tonizzone in mezzo ai giocatori della Reyer, riflessivo in questo momento, l'angolo di Tonizzo. Sta preparando il servizio settimanale per Udinese TV. Intanto Truccolo insacca il suo 7° punto, meno 13 per Udine quando mancano 2 minuti e 50 secondi alla fine della partita. 8 secondi e 24 per Trieste, Ballasso spazio da 3 punti, risponde nella stessa posizione opposta di Riccardo Truccolo. Beh, adesso lo conosciamo, c'ha questo nelle sue corde, risponde appunto a Ricchi, però no, non ha l'occasione perché ha una ricezione difficoltosa. Coronica si impegna parecchio in difesa contro Delega, no look pass, molto da rivedere di Leizar, palla persa un po' così, fa di Udine. Ballasso viene perso da Ricchi Truccolo che era rimasto agganciato a Pipitone. E per Trieste più 16 quando mancano 1 minuto e 53 secondi alla fine del match. La palla per ora sta muovendosi solamente sul perimetro per Udine, se entra all'interno dell'arco da Cuccarolo che subisce fallo da parte di Pipitone in Lunetta con 2 tiri liberi. Pipitone mi è un po' deluso, non so se ha avuto qualche problema fisico in pre-season, però non è il giocatore pungente che mi ricordavo degli anni della Reyer in coppia con Candussi. Anche qui spesso dietro l'attaccante, il giocatore in attacco, sempre dietro, sempre problemi a passare davanti, ha fatto un paio di falli banali, anche nell'azione precedente secondo me aveva fallo in attacco perché tratteneva Ricchi. Cuccarolo fa 1 su 2 per Gintonic, sono 5 punti personali, fatto strano anche curioso, per Udine nessuno ha scollinato la doppia cifra. Daros contro Castelli, trova Pipitone che si protegge con il ferro e converte il più 17 per l'Arma, 44 a 63 quando mancano 1 minuto e 17 secondi alla fine. Nobile interrompe il palleggio, poi trova Delega allo scarico per il parterre, recupero Giuliano.
errore da dividere tra i due, palla di delega non proprio bellissima, anche Cuccarolo la ricezione non delle migliori, altra palla persa, abbiamo perse tanti questa sera, cioè comunque abbiamo un po' di tante attenuanti, però bisogna fare anche un po' di mea colpa e lavorare adesso duramente come la squadra sta facendo, perché personalmente per un derby di 20 non so, mi ha dato la cena un po' di traverso. Cambio per Udinese, Castelli fa il suo esordio nel match e anche nel quadrangolare. Tommy Gatto, fratello dello zar Ivan, e poi entra Diop al posto di Truccolo. Mancano 68 secondi alla fine della partita. Si è asciugato il parquet, questa è la motivazione per cui la partita era interrotta temporaneamente. Ballasso palla in campo a Daros. Ricordiamo il prossimo appuntamento del precampionato bianco-nero, venerdì e sabato. Pordenone Basket al posto del Lignano Basket. 7 secondi su 24 per l'Alma, Bossi dal palleggio da 3 punti, non va, rimbalzo per Diop. 40 secondi al gol nel 40esimo. Gian, un messaggio dopo questo grado basket? Non lo so, mi trovi un attimino in un momento difficile e bisogna lavorare a testa bassa, dimenticare subito queste due sconfitte, quella con Agrigento un po' sfortunata per come è giunta, questa stasera un po' più pesantina, ci sono tantissime attenuanti, però comunque la sconfitta c'è, è un dato di fatto, ci sono 20 punti tra le due squadre, questo fatto, e bisogna lavorare sodo, non farsi prendere da nessuna paura, perché appunto, come ho detto prima, sì, il foglio rosa è sempre uguale che si giochi in pre-season o in campionato, però appunto questa sconfitta lascia il tempo che trova. Fa male perché è un derby, per l'amor di Dio. Se era contro qualsiasi altra squadra del campionato sorridavamo quasi, no, sorridavamo no. Però ti dico, ci sono tante attenuanti, però bisogna lavorare perché manca un mese, se non sbaglio, all'inizio del campionato. E abbiamo subito una partita con Ravenna che è fondamentale prendere subito 2 punti. La stoppata di Coronica contro Delegal da dietro, mancano 6 secondi e 5 decimi alla fine della partita. Trieste 63, Udine 44. Rimessa per la più, GSA si incarica Diop, palla in campo a Delegal, 4, 3, 2. Vediamo se Udine riesce a scoccare l'ultimo tiro, ce la fa con Nobile. La partita finisce qui. Trieste batte Udine per 63-44, chiude al terzo posto il grado basket 2016, relega Udine all'ultima posizione. Da grado è tutto, un saluto e ringraziamento anche per Gian Bosio da Max Fontanini e alla prossima.